Ciao a tutti, oggi siamo a San Donà di Piave e andiamo a fare il percorso di due ponti. Praticamente siamo a San Donà, ma sono nel versante di Musile di Piave. È un percorso adatto a tutti, sia per mountain bike che per trekking e, insomma, proviamo a vedere, dai. A dopo, ciao. Qui ci sono diversi percorsi con la mountain bike, diversi livelli anche. E qui anche dove hanno trovato dei corpi riguardante la prima guerra mondiale, che veramente erano dentro su una trincea e sicuramente è esplosa una bomba e sono rimasti sepolti sotto, anche perché la linea del Piave è famosa per queste cose, quindi sì, andiamo a vedere. Poverini. Qui è dove sono stati anche ritrovati, e questa è una zona particolare per la grande guerra su Piave, figuriamoci. Un saluto ai caduti. Anche questa è una bella zona, è quella di Fossalta di Piave, anche per i percorsi con i cavalli. Ci sono delle panchine in fondo per se uno vuole fare il picnic, ci sono delle zattere anche sul Piave se uno vuole attraccarle con la barca, insomma non manca niente, diciamo. Ecco qui, siamo al ponte di barche di Fossalta di Piave. Adesso attraversiamo di là verso 90 e subito a destra ritorniamo indietro.
Qui ci sono anche altri percorsi adesso che vanno verso Noventa, Ponte di Piave, ma noi ritorniamo indietro, ritorniamo verso San Donà. Qui c'è anche un punto d'acqua per il ristoro, panchine, insomma. Eccolo qua il punto d'acqua. Adesso stiamo percorrendo nel senso opposto. Che secolari che sono questi alberi, quanto grandi che sono, bellissimi da vedere, veramente.